Amava il passato, viveva il presente e guardava al futuro. Queste le parole del figlio di Nicola Amenduni nel giorno dell'addio al patron delle acciaierie Valbruna al Duomo e della vicinanza della comunità vicentina, sua terra adottiva. Presenti anche i ministri Luciana Lamorgese ed Erika Stefani, il presidente Luca Zaia, le massime autorità civili e militari cittadine, per unirsi all'ultimo saluto all'imprenditore scomparso lunedì all'età di 103 anni. Era, direi, quasi mensile l'appuntamento per andare a prendere il caffè da lui ed era un punto di riferimento per la nostra comunità, per tanti progetti, soprattutto per aiutare gli altri, e su questo è sempre stato molto presente. Un saluto connotato da espressioni di stima, cariche di affetto e riconoscenza, come era un galantuomo, l'esempio di industriale di altri tempi, uomo di grande altruismo. Noto l'impegno nella Fondazione San Bortolo a sostegno dell'ospedale cittadino o il sostegno alle molte attività sportive. Oggi faremo un ricordo speciale allo stadio, alla fine dell'allenamento ci raccoglieremo per un minuto di silenzio in sua memoria, faremo una foto ricordo per tutti. Un benefattore silenzioso che lascia un segno anche tra molti suoi dipendenti che lo ricordano così. Don Nicola, noi lo chiamiamo Don Nicola, il presidente, ha fatto tanto per la mia famiglia. Basta, no, non riesco più. Un uomo di pieni di valori, un grandissimo uomo e ha fatto tanto per tante famiglie, un grande signore. Ha sempre ripetuto: ragazzi, se io sono qui sono perché so che dietro ogni dipendente c'è una famiglia. Cioè, questo ha dato a noi dipendenti un attaccamento alla sua persona, ai suoi valori, a qualsiasi cosa, e ogni volta che ci parlavamo trasmetteva sempre quella fiducia nel domani. Volevo sottolineare un uomo di altri tempi, uno dei pochi. Diciamo che è uno stampo che anche noi ragazzi dobbiamo seguire. Voi siete anche la mia famiglia, come ha pronunciato il figlio Ernesto. È un grande signore. Uomo in cui l'acciaio, ha ricordato il vescovo Monsignor Beniamino Pizziol nell'omelia, rappresentava la cifra simbolica del suo essere, dalla tempra fisica e spirituale alla duttilità e capacità di piegarsi verso tutti coloro che avevano bisogno di aiuto e di solidarietà.